voi sapete che abbiamo superato il 1.000.000 di tamponi e siamo arrivati a 1.013.676. Ne abbiamo fatti nelle ultime 24 ore 11.791, quindi mediamente almeno 10.000 al giorno li si fanno. I positivi ad oggi in Veneto sono 19.327. 19.327. Sono più 9 nelle ultime 24 ore, ma rispetto al bollettino di ieri c'era uno in più. Ovvio che abbiamo caricato i positivi delle ultime 24 ore. L'isolamento 768, meno 13. Il totale dei morti è 2024, una persona in più ha perso la vita. I ricoverati sono 169, dei quali 16 positivi. 169 dei quali 16 positivi. In terapia intensiva abbiamo 10 pazienti, dei quali, come potete immaginare, 2 positivi, perché sono i 2 positivi noti. I dimessi sono 3.611, numero invariato. I nati sono 76. Il bollettino, come vedete, conferma un trend che da molto abbiamo, che è quello, se consideriamo i 2 in più in terapia intensiva, siamo passati da 8 a 10, e i 2 in più ovviamente sono positivi, perché se arrivi in terapia intensiva, salvo casi estremi, ci arrivi anche con la positività, e si può dire insomma che la situazione è assolutamente affrontabile e definirei una situazione di tranquillità per il Veneto. Resta fermo il grande tema, da un lato, del rispetto di non abbassare la guardia. Anche questa mattina dei vostri colleghi mi chiedevano, e giustamente adesso vanno, come si può dire, si fa sempre più vedere immagini di assembramenti, feste e quant'altro. È assurdo, non bisogna abbassare la guardia, perché comunque il virus, se anche in maniera minimale, se anche con minor virulenza, c'è, e quindi l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi e negli assembramenti è fondamentale. Dall'altro, come vi ho detto l'altro giorno, c'è il grande tema del virus in importazione. Qualcuno dice, ma Zaia fa tutto sto casino per 5 contagiati. Allora, premesso che stiamo parlando di vite umane e stiamo parlando di salute pubblica, io non faccio nessun casino, sto semplicemente dicendo che dopo mesi di lockdown, dopo sacrifici che i veneti hanno fatto, trovo assurdo che ci andiamo a prendere il virus da fuori e ce lo portiamo a casa, fermo restando che in questo momento la situazione è sotto controllo. Prima di parlarvi dell'ordinanza vorrei farvi vedere cosa vi ho detto venerdì, perché trovo anche inaccettabile che qualcuno dica Zaia ha fatto retromarcia. Io non ho fatto nessuna retromarcia, non ho mai annunciato ordinanze per rifare il lockdown e altre menate del genere. Voi ne siete testimoni, tanto è vero che lo avete detto anche i veneti, ma qualcuno a livello nazionale ha voluto far passare l'idea che qui si fossero annunciate attività di ulteriore restrizione, di chiusure di ristoranti, bar. Io non ho mai detto queste robe. Prova ne sia che vi ho fatto prendere la parte focale, diciamo, della famosa conferenza di venerdì, nella quale io parlo chiaramente di restrizioni che stavamo programmando relative agli isolamenti fiduciari, al TSO e alle cose che sapete. Diamo solo un'occhiata, anche perché, come si può dire, bisogna essere galantuomini nella vita, no? E non lazzaroni. Ma dura un minuto, cioè non è che... Vediamo massimo. Volume. No, scusate, non c'è volume. Aspettiamo un attimo. Ma non avete fatto le prove prima? Vabbè, lo vedremo dopo, via. Lo vediamo dopo. Non c'è volume. Allora vi dicevo, è fondamentale dire che oggi noi diamo, diciamo, compimento a quello che è stato il tema del venerdì,
e il fatto che dobbiamo prendere atto, e vedete che in tempi non sospetti, io ve l'ho detto, voi ne siete stati assolutamente dei notai impeccabili, quando vi ho detto da settimane, vi sto dicendo guardate che l'OMS deve darci un quadro della gestione sanitaria dei diversi paesi. L'OMS è l'ONU della sanità, non possiamo essere noi andare a valutare, a fare le valutazioni di rischio rispetto alla sanità del paese A piuttosto che il paese B. Dall'altro non posso non guardare dei dati e vi do solo un dato, dopo vi do la tabellina comunque, signori, ve la faccio avere. Avete risolto? No, non importa, dai, a meno che non abbiate un microfono portatile. Boh, allora niente. Allora dicevo, pensate solo che dal 1° luglio in Veneto abbiamo avuto 28 contagi che sono un'inezia dal punto di vista epidemiologico. 28 contagi in una settimana su 5 milioni di veneti, probabilmente ci sono patologie che stanno aggredendo molto di più la nostra comunità in questa fase. Però dei 28 contagi, 15 sono di virus importato che coinvolgono stranieri. E non vi ho preso una settimana degli immigrati della caserma Serena di Treviso, però una settimana tranquilla, dal 1° luglio. Quindi il vero tema emergente oggi, e guardate, lo dico a scanso di quello, che non venga fuori razzismo, stiamo parlando di sanità pubblica, stiamo parlando della salute per prima di questi cittadini stranieri e poi ovviamente della comunità. Cioè il nostro unico interesse è che non si diffonda virus. Se osservate, questo tema sta decollando un po' in tutte le regioni, un po' in tutti i paesi a livello internazionale. Mi diceva stamattina la dottoressa Russo addirittura che c'è sempre più letteratura sui contagi transfrontalieri tra paesi che noi riconosciamo, diciamo, all'avanguardia dal punto di vista sanitario. La Svizzera con la Francia piuttosto che la Slovenia con l'Italia e così via, o altri casi che si possono citare. Faccio solo degli esempi. 15 su 28 contagiati dal 1° luglio, vi do la tabellina, avete anche le nazionalità, 15 sono di nazionalità non italiana e sono o residenti che sono andati a casa e sono tornati, oppure sono residenti che hanno avuto sono immigrati stranieri, scusate, che sono residenti qui e che magari hanno avuto contagio nella loro comunità con persone rientrate. Allora, siccome il Veneto si è sempre dimostrato all'avanguardia, ringrazio la dottoressa Russo per il servizio che sta facendo anche col Dipartimento Prevenzione, noi abbiamo semplicemente annunciato venerdì un'ordinanza che mette un po' in fila alla luce. Capite, questo qui è come star lì a carburare, no? Bisogna sempre dare l'aggiustatina. Adesso noi abbiamo capito che il tema del portarci il contagio a casa è vero pericolo. Cioè il Veneto è sostanzialmente, si può quasi dichiarare indenne, no? Se dovessimo guardare, perché i nostri contagi che abbiamo, i 13 contagi sui 25 del 1° luglio, cioè di questa settimana, i 13 diciamo veneti, sono o RSA o contagi familiari, cioè stiamo parlando di microfocolai, non stiamo parlando di cose importanti. Per questo io mi sono arrabbiato, dico, Madonna, cioè, con tutto il lavoro che abbiamo fatto ce lo portiamo da fuori, a me sembra un assurdo, no? Un minimo di attenzione e magari qualche problema ce lo evitavamo. L'ordinanza è datata oggi, 6 luglio, è un'ordinanza semplice e anche complicata per quello che si decide. Semplice perché è facile, comprensibile a chiunque, complicata perché bisognerà lavorare di più, questo è poco ma sicuro. Ripeto, l'ordinanza va nella direzione di dire abbiamo 2 isolamenti fondamentali, il positivo isolato e curato e il contatto stretto che è negativo che comunque è in isolamento fiduciario. Ringrazio anche l'avvocato Botteon che come avvocatura ha dato il cappello giuridico a questa ordinanza. Ve la leggo e ci mettiamo meno di quello che voi pensiate. Primo punto dell'ordinanza, obbligo di isolamento fiduciario. È stabilito come misura regionale ai sensi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto legge 19 del 2020
l'isolamento fiduciario per 14 giorni nei seguenti casi. Quindi 14 giorni di isolamento fiduciario chi ce lo fa? In caso di contatto a rischio con soggetto risultato positivo al tampone. L'isolamento deve protrarsi per 14 giorni dall'ultimo contatto avuto. L'isolamento dovrà proseguire in caso di accertamento di positività. Cioè tu stai isolato, metti che il 13° giorno diventi positivo, continui i 14 giorni, a meno che tu non abbia bisogno di cure. Secondo caso, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Allora, questo allegato 1 che noi vediamo sono sostanzialmente i paesi europei, quindi stiamo parlando di paesi diversi dall'allegato 1, però prendiamo come riferimento l'allegato 1 che sono 36 paesi, perché sennò dovremmo citare ogni volta la lista del resto del mondo, no? Allora, questi 36 paesi non hanno quarantena entrando in Veneto, entrando in Italia. Allora, ingresso o rientro in Veneto da paesi diversi da quelli dell'allegato 1. Determina l'obbligo di isolamento fiduciario, l'isolamento a durata di 14 giorni dall'ingresso in Veneto. Quindi tutti coloro che vengono da paesi che non sono in questa lista di 36, 14 giorni, e facciamo chiarezza una volta per tutte. 3. Con presenza, cioè una parola sola, con presenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore ai 37,5 gradi Celsius, è la stessa roba. Stessa roba. Fahrenheit è un'altra roba. No, non è Fahrenheit, già siamo un grosso guaio. No, ho detto che la compresenza di sindrome respiratoria, cioè difficoltà respiratorie, e 37,5 di febbre, per capirsi, pone il soggetto in isolamento, o meglio fa un autoisolamento e contatta subito il medico. Fino a qua abbiamo riassunto e fatto chiarezza sugli isolamenti e come si fanno. Isolamento in strutture extraalberghiere. L'azienda ULSS che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento ai sensi dell'articolo 1,6 del decreto legge 33 del 15/5/2020, in relazione al numero dei conviventi in abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'azienda medesima, in collaborazione con la Protezione Civile, in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato. Allora noi diciamo che se c'è un'azienda ULSS che ha difficoltà a mettere in isolamento in famiglia delle persone, trova la soluzione ovviamente ad hoc, in strutture ovviamente dedicate. Punto 3. Obblighi per chi fa ingresso o rientra dall'estero per le sole esigenze lavorative. E qua ci dobbiamo capire, cominciamo a entrare nella fase più complicata. Sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening, quindi è obbligo, con tampone rinofaringeo per la ricerca del Covid, quindi stiamo parlando del coronavirus, tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto, cioè entrano o tornano a casa, dopo un viaggio in un paese diverso da quelli dell'allegato 1. Cioè vuol dire che se io vengo dalla Tunisia, ci vengo per lavorare, faccio la procedura che poi vedrete, o se io sono un veneto che è andato a montare una macchina in Tunisia e torna a casa entro le 120 ore, comunque fa la procedura che adesso vi dico. Il caso della Serbia sarebbe stato tipico, no? Sono andati e avrebbero fatto subito la procedura. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rinofaringeo o faringeo all'arrivo in Veneto, quindi appena tornano a casa o arrivano in Veneto fanno il tampone, e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo. La prestazione sanitaria è fornita dall'ULSS, cioè gratuita. Stiamo parlando di aziende qua, signori. Il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda ULSS di riferimento e riammette temporaneamente il lavoratore se il primo tampone è negativo. Quindi arrivi, tampone negativo,
torni a lavorare, evito di leggervi il resto, ti metti la mascherina chirurgica, c'è scritto, facciamo l'altro tampone negativo, ti togli la mascherina e lavori liberamente. Se tu non torni per lavorare, siccome sei nei paesi che non sono nell'allegato 1, ti fai 14 giorni di quarantena. Ovvero, se arrivo dalla Serbia per andare in spiaggia, mi faccio 14 giorni di quarantena. Se arrivo dalla Serbia perché devo lavorare, cioè devo rientrare nel mio processo produttivo, o sono un lavoratore veneto che è andato a fare delle attività in Serbia, mi si scusi se faccio l'esempio della Serbia, che è quella più attuale, faccio i 2 tamponi e tutta l'altra fila. Obbligo di denuncia e segnalazione. È fatto obbligo per le direzioni generali delle ULSS e per ogni altro organo accertatore delle infrazioni di cui l'articolo 1, 2, 3, i 3 articoli che avevo appena detto, cioè l'isolamento, il tampone per chi viene rientra dall'estero o arriva dall'estero, della presente ordinanza di presentare denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo del 331 del codice di procedura penale. È obbligatoria la comunicazione al sindaco, al prefetto e agli organi di polizia giudiziaria dell'elenco dei nominativi dei soggetti obbligati all'isolamento ai fini dei controlli e delle eventuali misure cautelari in funzione della prevenzione di ipotesi di reato. Quindi da oggi tutti coloro che sono in isolamento vengono segnalati al sindaco, al prefetto e all'autorità giudiziaria, quindi per metterli nelle condizioni assolute di controllare. Punto 5. Rifiuto di ricovero. I servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato, ai sensi dell'articolo 55 e successivi del codice di procedura penale. Quindi il caso della persona che ha titolo di essere ricoverata da un punto di vista clinico, no? Perché è positivo, ha sintomi, non può non essere ricoverato, si rifiuta ricovero. Ecco, se rifiuta il ricovero parte la denuncia d'ufficio, non si sta lì a dire vediamo, facciamo obbligo all'azienda ospedaliera di provvedere alla denuncia. Sanzioni. Nel caso di violazione dell'articolo 1 e 2 della presente ordinanza, anche per effetto di un'uscita dal luogo di isolamento, cioè il negativo che è in isolamento per capirci, si applica sanzione pecuniaria di 1.000 euro, questa la sapevate. In caso di violazione dell'articolo 3 si applica a carico del datore di lavoro, stiamo parlando dei lavoratori che vengono tamponati 2 volte e lavorano con la mascherina nell'attesa del secondo tampone negativo, la sanzione di 1.000 euro per ciascun lavoratore dell'azienda, quindi non solo per quel lavoratore, ma se l'azienda ha 100 dipendenti sono 100.000 euro, in maniera tale che ci sia, come si può dire, siccome il servizio è gratuito, c'è solo la fatica di dire: cara ULSS, mi sta rientrando un lavoratore da uno di questi paesi, vieni a fare il tampone. Si richiamano tra le altre le sanzioni penali previste all'articolo 452 del codice penale, con reclusione da 1 a 12 anni, e dell'articolo 1, comma 6 del DL 3320 e dell'articolo 260 del Regio Decreto, quello che è, con arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da 500 a 5.000 euro di multa. Cioè stiamo dicendo che se un positivo va in giro c'è il carcere, c'è l'arresto e c'è tutta una serie di attività che si possono fare. Le disposizioni finali ve le risparmio, che sono relative al conto corrente dove si verseranno ovviamente le sanzioni, e poi c'è la durata che è fino al 30 luglio, se non ricordo male. 31 luglio. Allora, qual è il tema? Il tema è quello di aver messo in ordine alcuni fattori che conoscevamo già, altri che abbiamo introdotto, come questo che è assolutamente innovativo del
doppio tampone per i lavoratori che vengono dai paesi non dell'allegato 1 che vi daremo. Vi ho fatto l'esempio della Serbia, ma possono essere altri paesi, la Tunisia, tutto il resto, anche gli Stati Uniti, no? Voi sapete che gli Stati Uniti hanno la quarantena in questo momento. Avessimo noi un dipendente che va negli Stati Uniti e torna a casa dopo aver fatto la sua attività lavorativa, deve farsi 2 tamponi e stare una settimana con la mascherina. Ovvio è che ci aspettiamo che a livello nazionale si inaspriscano. A livello nazionale mi aspetto che si vada a inasprire il tema e quindi si riporti al penale l'isolamento fiduciario del negativo, perché ad oggi resta un'ammenda di 1.000 euro e noi non possiamo introdurre il penale su questo. Mi aspetto che sul ricovero coatto, noi ci abbiamo introdotto la denuncia d'ufficio eccetera, si provveda, e di questo ne ho parlato anche con il ministro Speranza e ho letto anche una sua intervista, ho visto che è in linea, si provveda a trovare una modalità che si può assolutamente identificare con un decreto, in maniera tale che i sanitari, che sono gli unici titolati, decidano se provvedere a un isolamento fiduciario presso la residenza di un positivo, e noi siamo assolutamente per questo, perché tutti quelli che possono essere curati a casa è bene che restino a casa, ma se il caso è grave, è una persona, un paziente che ha sintomi evidenti, eviterei di disperdere il virus in giro per il territorio, perché questo magari o questa non vogliono farsi curare. Vi lascerei spazio per le domande, immagino che ne abbiate, e ovviamente si è introdotto in questa ordinanza il tema dell'alternativa alla residenza per l'isolamento, qualora non vi fosse possibilità di fare un isolamento, diciamo, appropriato, di introdurre anche nuove strutture. Tosato, Vanzan, Zambon, Fois, Giacomuzzo, se ho capito. Poi ovviamente sono a disposizione la dottoressa Russo per la parte di prevenzione e l'avvocato Botteon se avete anche aspetti di natura giuridica. Sì. Parlate forte, mi fate un piacere. Proviamo a gridare un po'. Presidente, buongiorno. Siccome lei ha toccato diversi punti, no? Vuole chiarire questo aspetto per cortesia, ovvero ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono mandati in un paese diverso da quelli segnalati nell'elenco, che immagino siano i paesi dell'Unione Europea, sì, più o meno. Più altri. Più altri. Tipo Andorra, Città del Vaticano, insomma c'è tutta una serie di paesi. Vabbè, comunque diciamo... Ecco, Croazia che non ha Schengen. Ecco. Ci ha fatto l'esempio dei lavoratori che vengono inviati lì in questi paesi diversi da quelli dell'elenco dei 36 e vengono sottoposti a tampone prima, devono mantenere la mascherina per una settimana in attesa del secondo tampone, sì, se il primo è stato negativo. Cosa succede invece a persone di nazionalità straniera che hanno un contratto regolare in Italia, tornano in vacanza nel loro paese e poi rientrano in Italia? L'ingresso al posto di lavoro è identico. È la stessa? Identica cosa. Se invece tornano dal paese, e questa è un'eccezione che si fa solo per il posto di lavoro per ovvi motivi, si mettono in quarantena. Cioè il cittadino tunisino che torna a casa per le vacanze si fa 14 giorni di quarantena quando torna. Il cittadino americano che torna a casa per fare le vacanze, va via, torna a casa, se non deve rientrare nel processo produttivo, si fa 14 giorni in quarantena. Dov'è il doppio controllo? Per voi dite, ma uno potrebbe dire che va in vacanza e invece va a lavorare. Il doppio controllo ci abbiamo nel datore di lavoro, che abbiamo investito di una responsabilità a costo zero, dicendo: se tu hai un lavoratore che mi rientra me lo segnali, altrimenti io so che è d'ufficio in quarantena per 14 giorni. Ma mi scusi, che differenza c'è dal punto? C'è una differenza. No, ma c'è un punto che proprio non capisco. Ma te lo spiego io. Te lo spiego. Il DPCM prevede che i lavoratori che vanno in questi paesi, se stanno per meno di 120 ore, 5 giorni, possono rientrare senza nessuna quarantena. E questo è il grande vulnus, no? Noi stiamo coprendo, ve lo ripeto perché giustamente qualcuno dice che parlo troppo forte. Allora, il tema qual è? Che oggi noi sappiamo che
tranne questi 36 paesi, tutto il resto del mondo fa 14 giorni di quarantena se arriva in Italia, e fin qua ci siamo. Però il DPCM ci dice che andando in quei paesi un lavoratore o anche un cittadino qualsiasi dice vai, io sono del Marocco, vado a casa, sono gli aerei, ci vado a casa e ci torno entro le 120 ore, fermatemi se non sono chiaro, non ha l'obbligo di nessuna quarantena. E voi capite che questo è un problema non poco rilevante, perché in 5 giorni tu puoi avere contatti e eventuali infezioni che noi non riusciamo a governare. Quindi abbiamo introdotto questo nuovo elemento. Quindi facciamo un esempio tanto per capirci: un cittadino del Marocco che torna a casa e se ne sta per non più di 120 ore, non può essere sottoposto alla quarantena, ma può essere sottoposto al doppio tampone. Sì, ma noi lo intercettiamo in questo caso, l'unica cosa che possiamo fare nel posto di lavoro. Se quel cittadino è andato a casa, che so, a trovare un parente, a fare 2 giorni un matrimonio, una roba, e mi torna a casa e non va a lavorare, qui non ho più la collaborazione del datore di lavoro, resta il vulnus del DPCM. Cioè lui in teoria, anzi per legge, non è tenuto di mettersi in quarantena, perché è stato meno di 5 giorni di 120 ore fuori. Se invece se ne sta un mese, in questo quarantena. caso la quarantena è prevista. Capite che però sopra i 120 ore si fa la quarantena qui da noi, però quello è il tema. Poi c'è un tema di senso civico da un lato, no? Di dire riconosco che ho l'obbligo della quarantena, ma poi io la vedo anche sul fronte delle sanzioni, perché noi non possiamo basare tutto sul senso civico, perché ci sono alcuni, lo abbiamo capito, che tornano, non dichiarano che sono tornati, che controllo riusciamo a fare noi? Quindi il governo qui deve darci una mano sulle sanzioni, deve darci una mano sulle sanzioni. Io di questo sono assolutamente convinto. Ecco, mi scusi, facciamo un esempio molto pratico. Sì. Adesso c'è l'estate, magari è il periodo in cui in tante famiglie le badanti rientrano nel paese d'origine per le ferie. Sì. In una famiglia la badante parte, se ne sta un mese in Moldavia, tanto per fare un esempio. Che cosa succede a rientro? Noi comunque sei in Moldavia, anche se è nella lista europea, ti ricordo, e c'è l'obbligo del tampone, cioè il datore di lavoro ci deve segnalare la badante, perché noi abbiamo fatto un provvedimento ad hoc per le badanti. Quindi vi ricordate l'altro giorno abbiamo detto sulle badanti comunque si fa d'ufficio a prescindere dalla nazionalità, perché curano persone che... No. Prego? Sì, è raccomandato, sì, assolutamente. È raccomandato per le badanti, sì, assolutamente sì. No, non avevo capito, scusami. Però sulle badanti noi abbiamo fatto questo provvedimento, no? Sapendo che comunque le badanti sono all'interno della lista di paesi per i quali non è prevista la quarantena, fra l'altro. Fondamentalmente, a meno che non ci sia qualcuno che viene da fuori, che so, dalle Filippine o da altri territori. Insomma, se la badante torna, il datore di lavoro cosa deve fare? Ma guarda, io penso che il datore, parliamo delle badanti, a prescindere dalla nazionalità, c'è questa grande opportunità, che è un fatto di civiltà, che chi è la badante che rientra ci chiede gratuitamente al tampone e riusciamo a fare un monitoraggio. Io penso che nessuno voglia mettere a repentaglio la vita dell'assistito, dei familiari. Avete visto che con le badanti dell'altra volta abbiamo avuto infettati sia l'assistita che la figlia dell'assistita, oltre ad avere altre 4 persone del pulmino. Quindi è fondamentale fare il tampone. E la segnalazione, la richiesta va fatta all'ULSS. Sì, considerate che questi sono tutti grandi flussi, stiamo parlando di grandi movimentazioni, quindi io ringrazio anche le ULSS per il sacrificio che faranno. Però stiamo tentando piano piano di tappare le falle, che non sono grosse, però ci sono ancora delle falle dal punto di vista legislativo. Se il governo decidesse di normare di più questa fase, non sarebbe male. Vanzan. Possiamo un attimo ricapitolare, Presidente, cosa succede nei paesi
gli altri 36, cioè quelli che non sono nella lista di 36. Vado in Francia, torno, arriva un italiano francese o la badante francese o che ne so, tedesca, non ha obbligo di quarantena. No, ha solo raccomandato il tampone se è una badante. Perfetto. Il rischio comunque rimane, perché nulla esclude che in Francia o in Germania ci sia stato un contatto con persona positiva e che magari... Ma questo lo prevede la legge ALDA. Perfetto, benissimo. Il DPCM. Chi è che il datore di lavoro, sia che abbia una fabbrica e a quel punto deve fare per tutti quanti, cioè tutti quelli che rientrano, e se non lo fa deve pagare per tutti gli altri, o la badante, ci sarà un numero di telefono, perché immagino che chiamo chi, l'US generica, il medico di famiglia, noi diamo quello dei SISP, no? Diamo quello dei SISP, adesso per carità benvenga questa domanda, li allegheremo al comunicato di oggi, quindi se voi li ripetete poi nei vostri articoli. Perfetto. L'altra cosa invece, Presidente, quindi Carlo, raccogliamo i numeri. Quando c'è l'isolamento in una struttura extra che viene individuata dall'ULS, perché? Perché magari nella casa c'è sovraffollamento, quindi non possono starci, e a quel punto l'ULS dice tu vai nel tot nell'albergo o nella colonia. Te lo paghi però. Ma sai, allora noi abbiamo messo a carico... Un oneri a carico dell'interessato vuol dire che se lo paga. Perché è previsto nel DPCM, stavo dicendo, no? L'abbiamo messo solo per quel motivo, il DPCM prevede che sia a carico. Va bene. Nel caso in cui invece il datore di lavoro non provvedesse, nel momento in cui gli ritorna l'operaio, l'ingegnere, il tecnico a chiamare per fare il tampone, viene bastonato? Sì, viene bastonato, diciamo, viene assolutamente, cioè sarebbe un fatto grave visto e considerato che è un'attività gratuita che diamo, quindi la colpa sta sempre dalla parte della sanità se non eroga il servizio a quel punto, no? Cioè l'unica fatica è il chiamare, cioè mandare una mail, dire guardate io ho un lavoratore che mi è rientrato, nel frattempo lo fai lavorare con la mascherina, cioè non c'è nessuno, ecco questo chiariamolo, magari lo mettiamo anche un po' meglio sull'ordinanza questo aspetto, cioè non si interrompe nessun processo produttivo, però vuoi andare alla tranquillità. Ricordo che se ti entra un positivo in un'azienda dopo diventa un problema perché devi isolare mezza azienda o anche tutta l'azienda. Certo. L'obbligo di